Lasciate il vostro messaggio e raccontateci di quella volta che avete davvero avuto paura, non delle vostre fobie, delle vostre paure, la paura del buio, la paura di quello, la paura dell'altro. No, parliamo di quella volta, quell'episodio in cui avete avuto davvero paura, è successa qualcosa, siete rimasti, che ne so, chiusi nella stanza degli orrori al Luna Park, siete rimasti sospesi nella funivia da Taormina, che ne so, ti è capitato di restare... No? Prima o poi ti capita. Quella volta che ebbi davvero paura fu, scrivetelo 346 87 24 877 oppure alla Catalla Official Fan Page. Sogno Pippa Amatelica, continuate così, siete fantastici, fate i bravi. Come Pippo... sarà la versione femminile di Pippa Amatelica? Quando sono Pippa Amatelica. Maria Oliveri, ciao Giuseppe, tempo fa mi trovavo a Catania centro, in pochi secondi si è scatenato l'inferno, mi sono ritrovato al centro di una rapina, sembrava di stare in un film di Tarantino, ho avuto veramente una gran paura. Ecco, vedi, questi sono quegli episodi davvero terrificanti. Natale scrive, quando da finestra vista arrivare a Mesogera Cavaligia, cioè non un asteroide, un'astronave, un missile Qud che aveva sbagliato direzione e ci stava arrivando da finestra, la suocera, cioè, cosa hai chista, io non sei visto manco preoccupato, come visto da lontano, a Sogera, ma no che vinni, dici sta bene a fare una visita. Cavaligia. Beh, effettivamente significa che vieni e arresta, capisci? C'è l'autore di una rappresentazione che riguarda il martirio di Sant'Agata, un bel connubio, una bella unione tra diciamo il teatro e le rappresentazioni sacre, addirittura utilizzando un posto meraviglioso come l'Abbadia di Sant'Agata, e che poi è il pretesto per cui si farà questo spettacolo stasera, ovvero far vedere alla città che finalmente i lavori dell'Abbadia sono finiti. Il rettore dell'Abbadia di Sant'Agata ha deciso appunto di aprire alla città i portoni, e quale migliore occasione dell'apertura per rappresentare il martirio della nostra Santuzza. Ne parliamo a Radio Fantastica e ad Alla Catalla con l'autore del testo e dell'adattamento, diciamo, e adesso ci faremo spiegare perché stiamo dicendo adattamento, e si chiama Pippo Marchese ed è un catanese, e io sono felicissimo e contento di averlo qui. Partiamo da un semplice punto che è la cosa più importante, cioè questo lavoro nasce solo ed esclusivamente dal poemetto lirico Siculo di Albavilla, che poi è un pseudonimo perché in realtà era un sacerdote, anche lui, ed era il Monsignor Di Stefano Antonino, che era nato nel 1898 e poi è morto a 89 anni addirittura, e quindi scrisse un poemetto, scrisse questo poemetto Siculo in dialetto in vernacolo siciliano, Un martirio di Sant'Agata. La realtà è trasformarlo da parte mia, facendo appunto l'adattamento e la trasposizione teatrale, è solo perché ho cercato di fare in modo che dalla poesia nascesse un vero e proprio racconto, ma reale e figurato con gli attori, dei fatti storici agatini, veri, senza invenzioni e senza le grandi fantasie e che ci sono attorno e le grandi leggende che ci sono attorno. Con la paura, dice, un rapporto tremendo e quasi quotidiano addirittura. Ecco, faccio il vigile del fuoco, e diciamo che da parte del nostro lavoro guai dice, a non averne rispetto, dice Max. Io sono d'accordo con te, quelli che dicono di non aver paura di quello che fanno, e soprattutto se qualcosa di pericoloso come il lavoro del vigile del fuoco, beh, quelli poi rischiano di essere incoscienti e di farsi del male o di fare del male a qualcuno. Invece la paura la bisogna avere sempre, così come la tensione quando sali su un palcoscenico, quando si apre un microfono e stai lì a parlare, perché altrimenti dici qualunque cosa. Invece se hai tensione stai attento a quello che dici, a quello che fai. Poi in Bare Jonathan, usapiste che mosso tu remurdica, in Bare era un pezzo di pane. C'è scritto da uno che si chiama Ciccio Spaghetto, capito? Hai detto tutto proprio. Va bene, ma Mary Fisicaro, quando nell'inverno scorso ci fu quella tempesta di grandine e vento e io stavo in macchina, hai capito? Quelli sono momenti in cui uno si terrorizza, perché dici chissà come mi finisce oggi. Ma dov'è su per me? Su per me? Perché vai a fare solo le gente che stanno a New York? A noi di San Pietro Clarenza non ci pensi? Io dico Superman. Effettivamente, però, cioè, è vera. Era sempre a New York, cascava in bicicletta da terzo piano, eravamo Superman. Un autobus che stava andando a Parno con tram, gli eravamo Superman. A San Pietro Clarenza i cristiani potevano iniettare sangue.
È normale? E chi siamo, figli nudo? Allora il canalicchio Superman non ci arriva? Allora ci dica uno fa servizio che noi almeno non conosciamo, no? Oppure se Superman è a New York, ma nata all'uomo ragno. No, tutto è a New York, è giusto? Oggi è una strana, ma che cos'è? C'è la Giordanella qua, può essere che tocca cose. Ha toccato cose Giordanella, ha toccato cose. Perché quando c'è la Giordanella, perché non funzionano le cose? Hai fatto caso? Ma non è vero. Non credo che è radioattiva. Che c'hai? Criptonite rengordo? Come sono combinato? C'hai uranio impoverito? A me è un po' radioattiva, mi sembra. Hai fatto vacanza a Chernobyl nell'85? No? Niente? Nell'85 era Chernobyl. Mangiavi la tua quando 85 tu? Di Chernobyl fece danno. Vabbè. Lo sai l'ultimo colpo di mercato da Catania? Sta accattato un giocatore brasiliano, è una bomba, si chiama Ordigno. Che sei un cannarozzone. Lorella dice: quando ho temuto di aver perduto per sempre il mio fidanzato, che all'epoca non lo era ancora, e quindi non era manguzzita e già aveva paura di perderlo. Cioè ancora va a nascere già si chiamava Cola. Carmelo scrive: qualche anno fa in mare, pescando improvvisamente, il mare si ingrossa e è preciso sul capo Taormina becchiamo un'onda che ci mette in verticale. Paura! Bellissimo. Carmela, accattatillo un nostro abboruto pisci che non vai a pescare. Senti, siccome abbiamo già fatto la pubblicità della tua azienda e adesso dobbiamo fare la Rupe Arredamenti, ora tu pigli e fai la Rupe Arredamenti con me, va bene? Gianfranco, schiccia un'altra volta. Messaggio promozionale. Oggi parliamo di La Rupe Arredamenti con un nostro amico, un personaggio che conosce tutto di La Rupe Arredamenti, è vero? Valentino, come stai? Bene, tu? Tutto a posto? Tutto a posto. Mi vuoi parlare dell'offerta casa che in questo momento è in vigore alla Rupe Arredamenti? Allora, la Rupe Arredamenti, per ristrutturare e arredare la vostra casa con gusto ed eleganza, vi consigliamo la Rupe Arredamenti. Ma scusami, ad Acicatene in via Petraghi. Già è una cosa scritta all'inizio, ti sto chiedendo di parlarmi della offerta promozione casa. La Rupe Arredamenti, trovate mobili, classici, io maritari, però il calo vocale che ha cucina, fine per i clienti alla Catalla, sconti vantaggiosissimi su tutti i prodotti. Ora, se la Rupe Arredamenti con una coppa con una colonnetta o con un guarda, dopo di questo la Rupe Arredamenti verranno 3.000 persone. Sei sicuro? Al 1.000 per 1.000. Guarda, se ci stanno ascoltando gli amici della Rupe Arredamenti, due sono le cose: o non erano i soldi di questa pubblicità e quindi poi va a fare chiacchiere, oppure se è vero quello che dici tu, sono certo che riceverai un regalo da parte loro per la tua nuova casa. Verrò anche io. Ci andrai a trovarli? Ma certo, anche perché devo comprarmi la cucina. Ah, ecco, e allora ovviamente... valli a trovare. Ieri, a proposito anche di paura, ci sono stati ad insieme ascolti da paura. È vero, Salvo La Rosa? Sì, ma è una paura positiva, appunto, quindi siamo Di contenti. dire che Ciao funziona. Giuseppe, ciao Salvo, saluto buongiorno. anche Gianfranco Ciao. e tutti Ciao, i Salvo. radioascoltatori di Alla Catalla, che come abbiamo detto ieri sera poi sono anche i telespettatori di Insieme. Assolutamente, quindi, è vero. Grazie di cuore, perché per noi il riscontro del pubblico è tutto, è fondamentale. Anche la nostra pagina di Facebook ieri sera e stamattina è letteralmente commenti, impazzita. Quindi sono contento, mi faceva piacere ringraziare anche attraverso la radio quanti ci seguono, ti seguono, mi seguono con grande affetto. Poi Jessico Assunción Hermosa Guadalupe della Piana scrive: quando ho visto Gianfri, c'è anche la foto, adesso io disgraziati, vorrei capire chi si è fatto questo profilo di Jessico Assunción Hermosa Guadalupe della Piana con tanto di scecco di mare in copertina. Io lo chiamo scecco di mare per non dire altro, ma soprattutto come foto del profilo questa bella immagine che ritrae il nostro Jessico mentre esce dal supermercato che ha fatto la spesa. Vabbè, è un amico di Gianfranco, che possiamo fare? Non è che possiamo cacciarlo via, è un amico, giusto Gianfri? Sì, come dici tu. Sì. Che dire ancora? Alla Catalla a tutti. Ciao Gianfri. Ciao Giuseppe, a domani. Caruso, è finito il programma e il signor Castiglia non mi fece ingannare. Alla Catalla.